Arriva una delle due capolista del girone A del campionato di eccellenza al centro universitario sportivo di Palermo, l'Acragas di Mister Terranova sul campo del CUS Palermo che cerca punti per confermare il proprio stato di forma in chiave salvezza. Dall'altra parte però c'è una squadra che cerca invece la vittoria per proseguire la corsa verso il paradiso, verso il campionato di Serie D. E allora passiamo al film della partita, partendo dal minuto 4 da una rimessa lunga con le mani per l'Acragas. La palla arriva dalle parti di Di Salvo, la cui deviazione è provvidenziale per negare il gol a Pavicic. Dall'altra parte il tentativo dalla distanza con una richiesta di fallo di mano da parte dei giocatori del CUS Palermo ignorata dal direttore di gara. Poi al minuto 20 riesce in qualche modo Cubi a servire Di Giovanni, il quale cerca il bis del gol sul campo della Nissa ma non lo trova. Un paio di minuti dopo c'è un'azione insistita sulla destra da parte dell'Acragas, la palla non arriva a Pavicic, arriva invece a Garufo che ci prova col sinistro, la palla si perde sul fondo, ma un paio di minuti dopo altro tentativo, questa volta su palla inattiva dell'Acragas, la sponda di Pavicic, l'arbitro vede un fallo di mano da parte di un giocatore del CUS Palermo e indica il dischetto, calcio di rigore in favore dell'Acragas. Dal dischetto si presenta Desiderio Garufo, il quale guarda Di Salvo, lo batte con una conclusione che il portiere del CUS Palermo stava per intuire, ma arriva la rete dello 0-1, la rete che cambia il punteggio sul campo del CUS Palermo. Calcio di punizione qualche minuto dopo, intorno alla mezz'ora per il CUS, ci prova Mustacciolo, la lascia uscire Elezai, la palla si perde sul fondo. Poi minuto 39, sui sviluppi di una palla inattiva, la palla arriva a Semenzin che da due passi di testa non riesce a correggere in rete la palla del possibile 0-2. Poi pochi secondi dopo c'è il tentativo ancora dell'Acragas con la palla che arriva sul secondo palo, il servizio al centro per Mansur, salvataggio sulla linea provvidenziale di Carollo. Poi insiste la squadra di Terranova che attacca al limite dell'area, Caccetta propone questa palla a scavalcare verso Garufo che ci prova col sinistro, palla che finisce fuori e dopo il rinvio di Di Salvo si va negli spogliatoi con l'Acragas in vantaggio per 1-0 contro il CUS Palermo. Inizio di secondo tempo però subito turbolento per la squadra di mister Zappavigna, perché infatti passano neanche 20 secondi con Terrasi che esce palla al piede, salta un avversario, non salta il secondo che viene steso, direttore di gara che anche in questo caso non ha dubbi, e arriva l'espulsione, secondo cartellino giallo per il terzino sinistro del CUS Palermo, che dunque dovrà giocare tutta la ripresa in 10, e questa è musica per le orecchie dell'Acragas che ne approfitta subito. Calcio di punizione con la palla che viene scodellata in mezzo sul secondo palo, c'è Alfonso Cipolla che di testa con una traiettoria beffarda batte il portiere Di Salvo e segna il capitano del gigante. 0-2 al CUS Palermo e siamo al terzo minuto della ripresa e notte fonda per il CUS Palermo che non riesce a reagire. Qui schema da palla inattiva, siamo all'ora di gioco, il cross di Garufo per Dario Neri che tutto solo sul secondo palo schiaccia in rete di testa. 0-3, segna anche l'altro centrale difensivo schierato da Nicola Terranova, anche lui va ad esultare sotto lo spicchio riservato ai tifosi dell'Acragas, ma non è finita qui. Azione quasi da PlayStation, al minuto 74 si lancia Mansur che a tu per tu con Di Salvo cerca il tocco morbido, trova il poker, gol dello 0-4 per l'Acragas che dopo la sofferenza di 7 giorni fa in casa contro il Gela trova una vittoria convincente, sicuramente favorita dall'inferiorità numerica del CUS Palermo. CUS Palermo che mantiene intatta nonostante la sconfitta la possibilità di ottenere la salvezza anche attraverso i play-out. Intanto da Sportisile è tutto, alla prossima!